Ed eccoci amici, un altro appuntamento con l'obiettivo turismo, un abbraccio a tutti voi. Dopo il mare, Soverato, Lorica, insomma la costa tirrenica, la costa ionica, oggi mi trovo in provincia di Cosenza, siamo qui alle porte, diciamo, alle porte no, perché qua come vedete fa freddo, siamo quasi a 1000 metri e sono venuto a far visita al Parco degli Elfi, veramente bella, unica. Poi più tardi vi farò conoscere anche i ragazzi che sono qui oggi e in modo particolare, ecco, come dicevo, noi abbiamo tantissime strutture, abbiamo veramente il mare, monti, turismo dappertutto, il turismo religioso, qui è un parco veramente eccezionale. Roberto, se mi segui, ecco, io vedo la responsabile, se così possiamo dire, sei già microfonata. Grazie. La dottoressa Emilia Buonasera Carbone. a tutti. Buonasera. E benvenuti. Come va? Tutto abbastanza bene. Avvicinati il microfono. Abbastanza Qui ci bene. sono I ragazzi sì, che fanno parte dello staff, tra cui c'è Pietro che è mio, di rivelo quasi tutti i nipoti. Mio nipote che è sì. il proprietario, lui invece è Vicino il Francesco Apa che invece è il responsabile, poi c'è Thomas, Julian, Maria Cristina e Federica. Ecco, questi ragazzi me li fai salutare perché Come no, Thomas come ho no. visto c'hai le tue scioline alla Bob Marley. Allora Thomas, come stai? Tutto bene. Ho detto che difficoltà arrivare qui sopra, poi ti chiedo Emilia perché arrivare qui È un'impresa. Siamo in comune di Marano Principato, ma Sì. sono 1000 metri, come ho detto, è una struttura bellissima, qui veramente c'è tanto da dire, poi, però ne parliamo da qui a poco. E allora, cosa fai nella vita, Thomas? Studi sicuramente? No, io lavoro con zia. Lavori proprio sempre qua, ormai sei stabile? Sì. Ormai sì. Tu sei istruttore, cosa? Sì, sono istruttore. Allora ragazzi, sono tutti giovani, la cosa più importante è questa. Emilia forse ha dato la possibilità a Certo. questi nipoti di creare un'attività, creare anche movimento. Il turismo parte anche dai giovani. Thomas, Specialmente invece, dai giovani, sicuramente. specialmente si deve puntare su di Pietro. loro. Pietro invece, tu, sì anche tu, Sì, sì, pianta stabile qui dalla mattina fino al pomeriggio, compresi sabati e domenica. Però fa freddo, ma tu voi Sì, noi siamo abituati qua a questa temperatura, 1000 metri siamo abituati noi. siete abituati, Certo. Come sta andando? Ma Dopo il Covid, insomma. Diciamo dopo il Covid ci stiamo riprendendo alla grande però dai. Sì, ci riprendiamo. E questo è l'augurio che facciamo a tutti voi giovani, perché il futuro della Calabria passa tramite loro, tramite i giovani. Tu Apa? Sì, Francesco. Francesco Sì, Apa. sempre istruttore, responsabile. Come è nata questa passione per arrampicarti sugli alberi, su questi percorsi? Perché poi li vediamo, no? I percorsi. Diciamo è una passione che nasce dai bambini. Poi quando siamo bambini, chi non è voluto salire su un albero? Esatto, chi c'è? esatto. Dice, ma mi arrampico su l'albero magari. Esatto. E poi attraverso la signora Emilia è una passione man mano che è cresciuta nel tempo e quindi diventare istruttore. Qui ci sono anche gli arrampicatori sociali, no? Sì, anche E questi quelli. arrampicatori, quelli li Quelli- conosciamo tutti. quelli sono i vabbè. peggiori. Quelli sono i peggiori. Però tu studi oltre a questo, Sì, vai a sì, scuola. all'università. Che facoltà? Sei? Economia aziendale. Economia aziendale. Sei fidanzata, la ragazzina? Sì. Come si chiama? Roberta. Roberta. Ma lavora anche qua? No, è una nipote però. Ho capito, vabbè, tutti Me li in sto bambini, crescendo, tutti in bambini. me li sto vedi? crescendo. Allora avvicinati il microfono, Emilia, quando Certo. parli avvicinati il microfono. Ok, perché se no non mi Qui sento. abbiamo invece lei, Federica, Federica, sti capelli, Federica, quando avevo 82 anni fa, voi stai per dire, insomma, 2 shampoo, qualcuno ci mi sono rimasti 2 shampoo, comunque scherzi a parte, con i gravi. Come Sì. stai? Nancy? Bene, grazie. Tu invece oltre a lavorare qui al parco cosa Studio all'università giurisprudenza. fai? Dove? Qui a Catanzaro? No, qua a Cosenza, sì. Ah, c'è Cosenza, ricordiamo perché noi abbiamo l'Unical, Sì. c'è anche giurisprudenza, perché la maggior parte è chimica, ingegneria o meno, però anche giurisprudenza e tante altre facoltà. Come nasce invece la tua passione, Federica? Ma in realtà... Non mi dire la zia perché No, non siamo parenti con la signora Emilia. così, No, non siamo parenti. Ah, c'è qualcuno? C'è qualcuno che non è parente, sì. No, in realtà mi è sempre piaciuta la montagna e quindi quando ho avuto la possibilità di venire qui a lavorare i ragazzi mi hanno insegnato un po' a salire sugli alberi, fare pratica e poi parlare anche con le persone, con i bambini soprattutto e quindi Qua vengono tanti bambini, eh? sì, tantissimi, soprattutto per compleanni. Ci sono molti bambini e quindi le varie attività poi sono seguite da tutti noi ragazzi. Da tutti i ragazzi. Allora invece tu ti chiami? Maria Cristina, Maria Cristina. Di dove sei Maria Cristina? Marano Marchesato. Marano Marchesato. Che vogliamo dire al sindaco di Marano Marchesato?
Al più presto possa sistemare questa strada. Lui per non arrivare c'entra qui però, non è lui, non è lui, quindi non è la parte da tirare in causa. Marano Principato, noi siamo. Scusami sindaco, io ho pigliato una cosa per un'altra, è sempre un sindaco, lo salutiamo. Potrebbero fare tutti tanto, perché messi insieme tra tutti i vari comuni, visto che qua comunque è Castrolibero, Principato, Marchesato, quindi... C'è più comune. Allora, qui. questa è proprietà del comune di Castrolibero sul territorio di Marano Marchesato. Al vostro lato di là è Marano Principato, salendo dopo la curva è Marano Marchesato. Quindi se si mettessero insieme pure tu, però, a mettermi con tanti comuni, pensavo che sarebbe stato meglio, invece non è così. Non è così. No. Dicevi, tu studi, sì. No, ho finito adesso. Cosa che studi? È professionale femminile, chimico-biologico. Tu ti arrampichi pure sugli alberi? Sì, ogni tanto. Invece tu ti chiami? Julian, Julian, quanto sei alto? 1,83. Bravo, più IVA naturalmente. Bravo Julian, invece tu studi ancora, sì? Ho finito quest'anno. Che studi hai fatto? Professionale femminile, grafica e comunicazione. Che è il futuro anche questo, no? Grafica e comunicazione. Vuoi dire qualcosa agli amici che seguono Obiettivo Turismo? Il turismo noi non ne facciamo. Questa Calabria da dove deve ripartire? Io ho detto dai giovani. Dai giovani dobbiamo ripartire. Non è facile. No, vabbè, facile non è, c'è chi non ha voglia di lavorare, chi sì. Ah, che spettacolo. questo è un bellissimo tasto. Questo È un tasto che va, Allora, ragazzi, che va veramente sottolineato. Allora, Ci abbiamo verso... Roberto, seguici perché facciamo tutto in presa diretta, vi porto nel Parco degli Elfi. Sì. Ma come nasce Parco degli Elfi, Emilia? Parco degli Elfi, a dire il vero, è un nome voluto da mio nipote, da lui che è il Sempre proprietario, Pietro? sì, Pietro. perché lui è amante un po' dei cartoni, quindi anche questo discorso un po' fiabesco, perché il parco lo prevede. Io è da tempo che spingo indipendentemente da avere un aiuto di questi comuni, perché riprendendo il discorso strada è un handicap che noi abbiamo proprio per questo. Sì. Cioè tutte le persone che ci visitano fanno i complimenti sia per la struttura sia per la preparazione e poi la gentilezza dei ragazzi, però si preoccupano e giustamente mi chiedono come mai signora la strada così. Purtroppo noi in diversi anni abbiamo anche, ho chiuso le buche, ho cercato di rimetterlo un po' a posto, però non posso certamente ogni anno chiudere, cioè sistemare una strada comunale, non è pensabile. Anche perché è impensabile. È impensabile, anche perché non è un costo da poco, che uno dice 500 euro e quindi tu... che poi non è nemmeno giusto, perché io la voglio investire nel parco, non Emilia, sulle strade. Qua ce n'è un altro, se non mi sbaglio, all'Orica. All'Orica, Ecco. sì, all'Orica, il più Però, vicino di quello Orica. Noi vicino diciamo di- che da Cosenza autostrada 15 minuti e se ci raggiungi. Senza 10 Sì, minuti 10 stavo- minuti di macchina, Anche sì, perché sì. lui c'era arrivato, io ho fatto una trasmissione all'Orica la scorsa Ma per arrivarci ci vuole settimana. Ci vuole un'ora. l'elicottero anche lì. Sì, ci Però vuole quasi un'ora. andiamo Ma a è vedere. vero che comunque i parchi devono nascere in montagna e quindi non è Vabbè. facilmente raggiungibile, Senza ombra di di dubbio, dubbio. Diciamo, questo il parco si estende con i percorsi. Noi abbiamo 6 percorsi, Ah, 6 percorsi. 3 percorsi dedicati ai bambini, 6 percorsi e 3 percorsi dedicati agli adulti. Allora, I bambini iniziamo- sono quelli sono i percorsi i bambini. dei bambini. Sì, C'è qualche bambino volontario di No, voi? più che No, loro questo possiamo è far fare questo dei blu che è uno, Questo- il ma questo secondo cos'è? degli adulti. Questo è degli adulti? Sì, sì, questa è la scala, la scaletta, scala. si parte si da qua posso sotto. salire? Sì, attenzione a non parti male. Che sono già caduto. Ecco Vabbè. qua. Allora, vediamo se Qualcuno riesco. dei ragazzi dovresti metterti l'imbrago così no. No, mi sono già fermato. Ok, ok. Non vado da nessuna Qualcuno parte. possiamo far che salire un ragazzo Ma così tu ti faccio pensa, vedere. No, uno se ne viene qua un pomeriggio. A parte vedi le ama che abbiamo anche l'area c'ho le ristoro, ama. sì, dove uno dopo pranzato si può anche Guarda, riposare. Non l'avevo visto, io l'avevo detto così, perché stama che ti metti qua, È sei vero. al fresco, veramente. Guarda, qua sono le 15:15, insomma, e fa caldo, Cosenza Si non muore so dal quanti caldo gradi, e qui ti ma ci vuole, ristori. ecco, Ti ristori un ti pochino, ristori un po', è vero, però- anche l'oretta, mezz'ora vieni a pranzare, fai qualcosa e poi te ne scendi. Mo ho fatto poi te ne scendi, mo come scemi, capito? Te ne scendi e ti faccio aiutare, attenzione veramente. No, che diamine, Si muove, non per altro. No, ma io sono abituato. E non ti allora preoccupare, vediamo. mo. Sai, magari dice, Ci vorrebbe una caduta in diretta, però. Adesso da casa, penso, speriamo che cade, si Speriamo fa male. che cade, si fa male. No, ma io sai che faccio? Mo scendo- Salti, no, da seduto, brava. attenzione, Io attenzione. scendo uno alla volta, ecco qua. E invece ti Pietro, faccio come vedere. sta andando? Benissimo. Una palata, dici tu, vabbè. Ok, Allora, facciamo vabbè, salire scherzi qualche a parte. ragazzo così ti faccio Allora, vedere. facciamo vedere, quale facciamo? Questo blu che è uno dei più... Questo è il blu. Sì, questo è il secondo percorso degli Thomas, adulti. eccolo qua per voi ragazzi, una Sì. giornata al parco Degli Elfi. Al Parco degli Elfi, una giornata particolare per voi. Sì. Avete la possibilità di venire qui
in territorio di Marano Principato, mentre Roberto ha sganciato la camera mobile. Adesso ti segue Thomas, lo vedete che questo è il percorso blu. È il secondo percorso degli adulti, come potete vedere c'è anche una piastra, perché noi abbiamo un percorso, il nostro parco ha non il doppio moschettone come funzionalità, ma c'è la piastra che se involontariamente non si attacca bene il moschettone c'è la piastra linea vita continua che ti mantiene, non ti fa cadere. Uno che si arrampica qua si può arrampicare dappertutto. Quindi... Diciamo, queste sono le famose le prove poi per chi fa roccia. Conoscevo dei ragazzi che arrampicavano delle canalette per entrare ai tempi nostri, insomma. sì. Però, no, ecco, questa non è così. Poi si suona alla campanella, ecco, la campanella è arrivato. E quindi ha fatto la prima prova, perché vedi e ti faccio vedere come scende, però sono 3 prove, blu e rosso. Blu e rosso? Sì. Vedi? E poi questo si lo scende sostiene sempre Pietro da sotto. E quindi ecco, sempre per la massima sicurezza. Noi impieghiamo sempre su ogni gioco gli istruttori, che è raro, perché in altri parchi avventura non è così. E fate bene. Perché la cosa essenziale è la sicurezza di chi viene alla base. Quindi diciamo che questa è la parete, il verde è la più semplice, poi diventa il blu quella più complessa e poi abbiamo il rosso. Questa l'avete messa quest'anno? Quest'anno, sì. Invece per quanto riguarda il tubing andiamo di là. Lì sopra, però prima di andare lì sopra... Vuoi fare una panoramica qua? Poi andiamo lì sopra, perché abbiamo ancora altri 5-10 minuti della pubblicità, quindi dobbiamo venire alla regia. Da questa parte invece Questa parte c'è l'area ristoro che per noi non è a pagamento rispetto invece ad altri. L'area ristoro. Allora, qua ci sono tutti i tavolini, ci sono le amache, ci sono i giochi liberi per i bambini, ci sono le amache per i piccolini, guardi i seggiolini piccoli. Sì, quelli piccolini. Sì. E quindi poi qua c'è l'altalena, lo scivolo, c'è il labirinto dove loro giocano, quindi chi pranza ha pure la tranquillità di far giocare i figli e di tenerli sott'occhio. Ah, questo è bellissimo. Sì. Questa è favolosa, guarda qua. Tu ci mi reggi a me questa? Sì, come non ti reggi? Secondo me sì. Sì, vediamo ti qua. Aspetta che ti faccio sedere. Il fatto che dopo, come ti alzi dopo piccati vogli. Ecco qua, ti corichi. Tu pensa un pochettino qua, ecco qua. un pomeriggio se viene qua, tranquillo. Vabbè. Dopo mangiato un bel caffè e poi ti stendi. Perché lasciando stare questo, adesso guarda, che siamo... come pigliamo, guarda, fai sta, guarda qui sopra che spettacolo. Anche perché adesso fa un pochino più freddo, però è stata l'ultima quindicina di giugno che ha fatto caldo. Qua era veramente un incanto. Bellissimo. Un incanto. Bellissimo proprio. Poi ti faccio vedere una novità. Mi lascia perdere, vai con Roberto che io ti aspetto qua 2 minuti. Le amache da seduta. Segui Emilia che ti dice la cosa. Vai, perché sempre dedicate alle persone che vengono fondamentalmente. Cioè, questi sono i seggiolini piccolini per i bambini, quindi li mettono all'interno e quindi li possono far dondolare mentre loro mangiano, così stanno anche sereni. E quelle invece sono le amache da seduta, quindi con un amico, un caffè, chiacchierano e sono seduti tranquillamente. Vi ricordo che... Poi se Fabio si alza e portate un fucile, gli facciamo vedere il campo da paintball. Allora andate al campo, portate il fucile, ragazzi, andiamo al campo da corso qua. Vediamo al campo. Sì, vi ricordo siamo al Parco degli Elfi, veramente comodissima st'amaca. Fabio sta tranquillamente sull'amaca. Uno spettacolo, guarda, veramente tu dici uno poi 100 anni vivicenda, è ovvio che stanno da queste montagne né smog né niente, stanno belli tranquilli, no, ma chi non vede a nessuno che ti rompe le scatole, quindi telefonini spenti, anche perché qua non si pigliano i telefonini, quindi siamo a posto. Adesso arrivo, se ci riesco arrivo. Davide, dai una mano al signor Fabio. Me lo dai una mano che o non pede. Invece questo, noi abbiamo il paintball sia per adulti che per bambini. Ci sono riuscito, questo grazie. È il fucile piccolino, che è quello dei bimbi. Vi facciamo vedere il campo. Ah, Davide, c'era stato pure. È caricato, c'è qualche 50 euro mi erano caduti sull'amaca, scherzo a parte, vabbè. Allora, ci siamo qui dal Parco degli Elfi per obiettivo turismo. Ah, ci sono anche quelle più grandi, Emilia. Sì, quello per gli adulti e invece abbiamo l'altro campo che sono 6.000 metri dall'altra parte. No, volevo dire qua l'amaca è ancora più grande. Sì, abbiamo le amache singole e matrimoniali. Ma infatti questo stavo dicendo. Uno che viene con la moglie può stare tranquillamente con la moglie. Invece qui dove andiamo? Ti faccio vedere. Questo è il campo da paintball dei bambini. Ah, attenzione. Roberta, attenzione quando scendi perché qua non è facile. No.
Allora vi ricordo che Che siamo a comunque a 1000 1000 metri. metri. Ma tu giusto? sei abituata, Emilia, Io il sì, freddo io sì. ormai non lo sentite qui sotto. Assolutamente no. E fuori Questo così è il sono campo. 30 gradi. Questo Fai è il vedere, campo? dai un fucile a Fabio. Allora, dammi un così fucile. aprigli la figura. Quello dei grandi, questo? Sì, questo è quello dei grandi. E questo dove? Allora, Tieni. se mantieni un attimo, dai, c'è aperta la sicura, sì? Sì. Allora, spara dove vuoi, a un pneumatico, attenzione che è forte, Sì, queste sono le barriere per chi gioca e quindi... Questo è per gli adulti, però questo è il campo dei bambini, che sono 2000 metri. Sì. Sì, tranquillamente. Questo è il gioco veramente di grande divertimento. Tu pensa che dove giocare con questo, che è quello degli adulti, si gioca all'altro campo che sono 6.000 metri. E lì avete 6.000 metri, ci sono le casette per i prigionieri, i sottopassi, perché è fatto in maniera diversa. Questo è per i bambini e infatti questo è il fucile dei bambini. Guarda. Questo è il fucile dei bambini. Farlo vedere, Emilia, fa vedere il fucile dei bambini. Aspetta, togliamo. Questo è che comunque è uguale, nel senso ha la stessa carica, certamente ha una mira, una pressione diversa, una pressione minore, certo. Però ripeto, veramente bello, ecco qua, vi ricordo Parco degli Elfi, mo piglio proprio, ecco qua. Hai finito. I colpi. Grazie. E questo è l'altro gioco. Questo è un altro gioco. Sì. Comunque, che l'abbiamo sia per bimbi che per adulti. Qua vengono più i bambini in qualche modo. Qua vengono i bambini dagli Quello 9 anni in poi, è quello più. degli adulti è più avanti, ma quello degli Quanti adulti... metri è tutto, Emilia? Questo, proprio il tutto parco, qua è 10.000 metri. 10.000 metri. Poi abbiamo 4.000 dove è il tubing e altri 6.000, diciamo che abbiamo 2 ettari circa. 2 ettari tenuti sempre puliti, accurati dai ragazzi, quindi che devo dire veramente grazie a loro, veramente. Devo fare i complimenti, Ma veramente. quindi ragazzi io che vi dico, allora facciamo una cosa, ci dobbiamo fermare, forse sono passati i 25 minuti perché dobbiamo la linea alla regia per la pubblicità. Allora ragazzi, veramente bella, una giornata unica da trascorrere qui al Parco degli Elfi, qui nella montagna di Marano Principato. Allora la linea alla regia, ritorniamo subito dopo, non andate via, restate insieme a noi, a fra poco. Francesco. Ed eccoci qua insieme a Francesco che adesso lo Pietro. chiama Emilia, questo è l'altro tuo nipote, Sì, no? nipote acquisito, come ti diceva, è fidanzato di Roberta, di mia nipote. Allora, siamo ritornati qui dal Parco degli Elfi, nel comune di Marano Principato, 10.000 metri a disposizione per il grande divertimento. Adesso... Questo è un altro gioco, Prego. questo è il tubing, questo sono dei gommoni su cui loro scivolano su 30 metri di erba sintetica, quindi i ragazzi, mo vi faccio vedere, loro partono da lì, quindi in questo caso Francesco dove sta spingendo Maria, invece Pietro Federica, poi risalgono i gommoni e ripartono. Questo Quindi c'è si un'età oppure No, qualsiasi questo età? da 0, anche perché con i genitori, i bimbetti piccoli insieme ai genitori possono farlo. Possono farlo. Sì, Quindi quando questo mi dici è un li altro, facciamo partire. un altro gioco che... Allora, possiamo far scendere sia Pietro allora, che Francesco, prego. potete mandare, forza. Uno per voi, eccolo No, qua. scivolano insieme. Scivolano insieme? Sì, eccoli qua. Quindi arrivano qua c'è il tappeto frenante, quindi loro riprendono il gommone e risalgono e si riscende. Forza ragazzi, veloce, di a Pietro di non farti girare. Quindi praticamente uno che vuole passare un po'... Qua i bambini si divertono. Ma scusa, dicevo, ma non per le palestre, per carità di Dio, ma qua fai veramente ginnastica. Ma fai ginnastica perché e tu devi vedere i bambini, che i genitori dicono no, non salgono, i bambini invece si portano il gommone e riscendono, ma sono uno spettacolo. Ah, quindi io poi li passano, adoro. avete fatto
sulla passerella in legno, risalgono e poi che riscendono. risalgono qui, quindi E qui si paga a giri. allora in poche parole come funziona Emilia? Anche per entrare al parco una giornata uno che vuole venire Non c'è diciamo, ingresso da noi. non c'è, è Non libero. è libero, quindi a secondo i giochi che loro intendono fare pagano. Ah, quindi vuoi fare Quindi, un percorso paghi 3 il euro, percorso. così, o una cosa Sì, 5 da euro, noi ho si capito. parte da 6 euro il percorso dei bambini fino a 18 quello dei grandi, quindi dura mediamente 2 ore, quindi spendono veramente. 18 dice 15 euro. Va bene, È veramente- una cosa ma l'abbiamo normale. fatto proprio così in virtù pure di una, diciamo, di una realtà nostra Vabbè, che non è poi più che per altro- trovare pure quello che vogliono, insomma. Più che altro bisogna sottolineare, come dico spesso, che qui in mezzo al verde, alla natura, oltretutto voi entrate, c'è la griglieria, ho visto Certo, che la sì, non si griglieria- porta cibo da quindi noi, praticamente sì. uno potete Può venire passare una tranquillamente, un giornata. panino, Sì, dai. bella polpetta. Allora, altro delle giro ragazze, eccole qua che arrivano. Fateli Federica, arrivare fino alla fine. Eccola qua, l'altra ragazza come si chiama? Maria Cristina. Maria Cristina, eccole qua. Per voi, Parco degli Elfi, per Obiettivo Turismo, siamo Eccoli qua. veramente a 1000 metri Sì. d'altezza. D'altezza. È veramente bello, complimenti Grazie, ragazzi. grazie. Però scusatemi Federica E Maria Cristina. e Maria Cristina, ma guarda, un'arrampicata l'avete fatta dopo, non c'era un percorso quello, eh? No, no. No, niente? Loro no. Federica, non ne vogliono sapere. No, loro no, le ragazze no. Allora ragazzi, veramente farti un bello. giro tu, vai. No, grazie. Allora tu sali e arrivi va? qua. Sì, Vabbè. vai, io ti aspetto giù. Facciamo sto Vai, giro, vai che io ti aspetto giù. Vai! Allora, Vai, la cosa Fabio, bella vai. è questo, bisogna essere Bisogna pronti a essere tutto. coraggiosi. Bisogna, siamo pronti alla Sconfiggere le morte. proprie paure. L'Italia chiamò e noi andiamo. Forza. Ma fa sto coso mi C'è portiamo. una temperatura diversa. Lì abbiamo tipo 20 gradi, qui invece ne abbiamo 27. Flaviotto, capello, poi Qui c'è uscire la spiaggia. non è facile. E se ci rimane incazzato, scusa, Pietro. Purtroppo per non averci fatto tagliare un albero, siamo riusciti a fare lì. Ecco, Mo vediamo. Dai Fabio! qua? Sì, mo? dentro. Questo in mezzo Questo lo serve a me? Siediti. voglio. Gambe alzate, sono Oh, E la trazione vai, Fabio! vai. Fermati. Mo, Allora Fabio, vedi si ferma, quelli sono i tappeti frenanti, guarda, quelli Sì, che ho dove visto. ci sei tu. Non hanno messo la scivolina perché fa molto caldo, dammi una mano. sì, ok, mo ti voglio tazzaica. Damo. Ma come fa? Chi ne ce la fa? Dai. No, poi dovete prendere pure una gru, no? Uno che ti No, caccia no. dopo di là. Dammi la mano che ti aiuto. Allora, uno. Aiutato. Chiamate! Che Anche spettacolo! perché questo è il Che tappeto. bella cosa! Meno male che è arrivato Maurino Il tappeto. in zona Cesarini. Quindi non hanno, cioè i bambini bellissimo. specialmente che vanno più veloci perché sono più leggeri, quindi poi Sì, c'è il infatti, tappeto che li frena. Li frena, sì, Sì, infatti. sì. Complimenti, veramente bello. Grazie. Questo è bellissimo. Questo è bravo. bello, per i Sì, bambini bello, veramente bello. si divertono. Ma anche per i grandi. Sì, Allora, sì. Roberti, andiamo che facciamo un percorso. C'è un percorso importante adesso da fare, quello Sì, più quello particolare, il rosso. Ragazzi, scendiamo? Allora, E andiamo vi di ricordo nuovo che è giù. tutto in presa diretta qui dal Parco degli Elfi. No, il percorso non lo faccio, io lo No, il percorso lo facciamo fare ai ragazzi. Sì, no, perché chi là sopra chi ci va? Emili. Attenzione che qua si scivola. Questo non ce l'ha nessuno, No, è no, un gioco no. questo che solo qui trovate, Solo qui. mi Il tubing, suggeriva sì. Mauro. Ma sì. sia il tubing che il paintball. Ah. Noi abbiamo il paintball è uno dei giochi all'aperto che esiste nel meridione. Chi deve giocare al paintball all'aria aperta deve andare a Napoli. Ah, quindi solo Napoli ce l'ha. Sì, gli altri ce l'hanno, però è sintetico, quindi con la plastica, tutti i vari bersagli sono in plastica. E quindi Comunque, questo. ripeto, amici, che voi state seguendo Obiettivo Turismo, abbiamo fatto Soverato, abbiamo fatto Cetrale, abbiamo fatto Guardia Piemonte, insomma stiamo girando sul terreno, sullo Ionio, però qui siamo veramente In un'isola. in un'isola felice, non È tutti lo vero. conoscono, il Parco degli Elfi, ma vi consiglio di portare i ragazzi perché è veramente una bambini. giornata è veramente bella e No, eccezionale. anche perché chi viene da noi non ha l'obbligo che L'unica dopo cosa un'ora che deve chiedo- andare via. Allora, l'unica Viene la cosa- mattina e va via la sera. Devo dirlo al sindaco del Sì, vanno cittadina di ripresi Marano un pochino. Principale. Sa strada va, non è possibile, cioè, No, di ne che pensa- cosa dobbiamo parlare? No, questo è oro, che ci fa vedere qua. Tu sapete sotto
Allora, ti piglia questo una paura, avevamo, poi- anche noi l'anno scorso, se vedi Ho dove c'è il capito. cemento, avevamo asfaltato Però noi, che ma non se ne può diamine, più, non è una pensabile. struttura del genere Sì. ha bisogno di avere anche una via di comunicazione, Una no? viabilità, non dico Dai, perfetta, però almeno no. le buche, solo È questo. È peccato, sindaco. Come si chiama il sindaco? Luigi Pulice, il dottore Luigi Pulice. Dottor Pulice, vi raccomando, vedete un po', sono tanti anni, poi è una struttura bellissima, si parla tanto di turismo, si parla tanto di portare gente in Calabria, ma uno se arriva a questo parco qui sopra ci vuole una gruppa, ci arrivare ci vuole un trattore, insomma, non è possibile, io dico le cose come stanno. No, ma è vero, hai per ragione, carità, anche non so- se non loro so se c'è diciamo che lui, loro però- cercano sempre di darci una mano e posso capire ho le capito. difficoltà dei comuni, però in una struttura del genere Ma qualcosina in più bisogna investire, crederci. Emilia, bisogna investire su questo, si Certo. parla tanto di portare la gente in Calabria, ma la gente in Calabria che viene a fare se poi non trova Non trova le strutture, non trova la viabilità. la viabilità. E allora Certo, di che cosa perché stiamo tu puoi parlando? trovare la struttura, però per salirci a difficoltà la gente no. Viene appunto, una volta, non viene non ci più. viene più. Non viene più, sì. E allora una struttura del genere, bellissima, un'oasi del genere, ha bisogno di avere la strada di una comunicazione. viabilità, sì, Dai, sì. è peccato Sì, pure è così. per chi investe in questo settore, per questi giovani che insomma ci credono, no? Che Perché- ci credono che non è facile Sì. stare da martedì a domenica lavorare, cioè Bravo. i giovani sabato e domenica devono andare al mare, tutto E il invece rispetto sono qua, loro loro invece, sono ringraziandoli come sempre, come ti ho detto, Qua hai invece, messo, c'è la griglieria, c'è No, qua c'è tutto. il bar, la griglieria c'è è qua. la griglieria qua, va bene. Allora, vogliamo terminare con un rosso così? un rosso, allora il percorso rosso di qua si Sì, esce, vai. Dai, eccolo ragazzi, qua, uscite. entriamo nel parco, Vai, ritorniamo Pietro. nel parco. Questa era Non lo fa l'amaca Giulia, non di- lo fa. il dondolo di Cita, Allora. eccolo qua. Mo mi siedo un attimo. Se dobbiamo Ricordo che siamo in terminare diretta. con Ah, il percorso Ah, sì, questo è l'ultimo percorso degli adulti, quindi parte adesso Julian e termina. senti Dimmi. Emilia, questa è simpatica l'idea da gomma a Sì, ne ho fatto diverse proprio per fare chi l'ha avuta recupero. L'ha avuta mio marito insieme ai ragazzi, per fare recupero, per non buttare, perché io ho trovato tanto di quel materiale qui dentro da paura. Cioè io ho dovuto fare smaltimenti col Vallecradio, tu non puoi immaginare che c'era. Quindi solo il recupero di quest'area, Sì. non che dovrebbero dirmi grazie, ci mancherebbe altro, però diciamo avere un'attenzione non nei Certo. confronti della mia società, ma nei confronti di una struttura che oggi può essere mia, domani può essere di un altro, se questa- viene gestita da terzi. E Quindi- di tutti, questa struttura è di tutti. È di Allora, tutti. io ripeto, veramente è bella questa idea qua. Poi ho visto Pure la- l'altro il cavallo, guarda, lì dove? è a cavalluccio. A Lì i cavalluccio. bambini vanno Ah, a cavallo sì, e sì, dondolano, questa sì, sì. Questa qua, però la cosa bella è che poi c'è stamaca matrimoniale che, Che è non so sotto, chi l'ha che è pensata. sotto con i cuscini. È bellissimo. No, le penso io. E poi vedrai un altro anno che troverai. Un altro anno voglio fare il pranzare sugli alberi, quindi farò delle tende sospese dove uno può pranzare. Questo è bellissimo. Allora, bello sugli alberi. È Cioè io bellissimo. ho idee veramente tanto, però vorrei una collaborazione. Mo siamo alcuni. Vabbè, ma lanciamo questi messaggi Sì, a come chi no, gestisce come no. la cosa pubblica in Sì, Calabria sì. che vi stiano vicino, perché noi che volevo l'ABC, non è che chiedete chissà che cosa, chiedete la via, Assolutamente no. chiedete la buca, l'acqua, di portare un po' di luce, un po' Cioè, di linee televisive. luce no, perché io è il tramite il gruppo? gruppo è tutto illuminato. Il parco è illuminato a notte. Infatti noi facciamo i percorsi notturni. Anche questo, il gruppo Sì. l'avete comprato voi? Sì, tutto? sì, no, qua tutto spese Allora, nostre. invece questo chi è? Julian? quello? Julian sta facendo Julian, il percorso adesso rosso. vediamo il percorso rosso. Che è come l'ultimo funziona? Di percorso qua. degli adulti, E sì. questo è il percorso. Questo è il cowboy, si chiama. Questo è il più difficile, vero? Sì, sì, sì. Questo è il cowboy, il più difficile, eccolo, vedete come va come una singa, come diciamo noi, perché Perché questi- loro perché fanno corsi, attrezzati, sono ma attrezzati. non ha, un fanno- grammo, non ha un grammo di grasso. di grasso, vedi, questi sono ragazzi che sono e fanno bene, del resto. questo poi è devono quello- essere abituati, perché se qualcuno rimane, tipo lui domenica ha fatto 3 E questo- soccorsi, ok. quindi anche fa Questo naturalmente sempre agganciato sempre sopra. agganciato sia col moschettone che con la piastra, e quindi deve saltare da un legnetto all'altro dall'altro. tenendosi al cavo alla d'acciaio in cava alto. d'acciaio, Sì, sì, Questa è la fune. sì, sì. È veramente bello, complimenti, veramente un parco bellissimo, però dopo facciamo pure 2 tiri, ho visto che avete anche Fate i tira baratti. al bersaglio, sì. Avete anche il tiro al Fagli preparare bersaglio. che facciamo il tiro al bersaglio. Sì, facciamolo vedere, perché insomma c'è una giornata qui non da noi, no? No, Uno è che vero, viene è al vero. parco c'è tutto, poi so che c'è anche il salame buono, qua, il Sì, salame sì, è vero. calabrese. La salsiccia Perché poi buona. perché so che avete una macelleria di Il qua mio vicino. cognato, mio vedi? cognato, Io mio lo sapevo, cognato. il suo cognato che c'ha la macelleria che è eccezionale. Quindi la salsiccia
c'è la pancetta qui. Sì, Insomma, sì, una sì. giornata Ti diverti, Fabio. alternativa. Bravo. Alternativa e ti diverti. E ti diverti Anche perché tanto. noi siamo attenti anche alle persone, alle famiglie, quindi chi vengono in gruppo io Sì. gli faccio anche Ho una visto che scontistica. misurate anche la temperatura. Sì. No, è perché sanifichiamo, ho comprato il sanificatore, quindi sanifichiamo tutta l'attrezzatura, gli ambienti, quindi chi viene sta in totale sicurezza. Mentre Julian sta preparandosi a fare l'altra rosso. pedana, sì. Questo per adulti. Questo è per adulti, ricordiamo, no, il è per percorso. bambini è troppo Quanto difficile. ci vuole in linea di massima per farlo tutto? Vabbè, Allora, lui lo fa veloce, loro lo infatti. fanno in 2-3 minuti, ma 2-3 minuti? Sì, no, sì, ci sì. di più, già un paio No, di no, minuti no, di non lo fa, sopra. lo fa meno di 2-3 minuti. Addirittura? Sì, però chi sale che diciamo Vabbè, che in 15-20 minuti ci lo vogliono fanno. 20 minuti Sì, secondo me. Noi infatti diamo mediamente 10 un'ora e mezza perché 20 minuti... Io ci metto 5 minuti solo a saglia, voglio dire. Anche perché questo essendo un rosso anche la scala è ripida. Ecco, se lo vedi. vedete che sta andando sull'altro sull'altra piattaforma, percorso, sì, eccolo e fa qua. l'altra... questo è proprio Allora, messo strano. Questo si deve girare il legnetto e poi si deve E poggiare... quello si muove il legno Sì, adesso? quello si muove, ma guarda, muovete. Ho capito. Sul quindi- legnetto, Julian. Quindi guarda. quando tu metti il piede deve essere l'altro Vedi? piede. Ah, ho capito. Questo non è facile. No, assolutamente no. Vedi? Quindi con tutte Quindi e due devi ti avere devi tenere agilità, le ti devi tenere braccia con le braccia e metterti in e equilibrio poi con in le equilibrio gambe. con le gnee, ho Sì, capito. sì, vedi? Sì, Quindi sì. se non stai bene al centro col baricentro ti sposta e quindi si È muove. ovvio, certo, non è facile, No, certo. no. Ragazzi, una giornata veramente diversa al Parco degli Elfi per obiettivo turismo. Abbiamo abbandonato il mare, abbiamo visto la Sila con il battello elettrico sul lago. Sì. Questa è un'altra idea bella per trascorrere una giornata. In realtà noi vi suggeriamo queste alternative, diciamo, al classico mare o alla classica giornata in Sila, dove portare anche i figli per un percorso del genere. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, Sì, poi l'ingresso è bisogna gratuito. vedere a secondo a poi secondo i bambini il su percorso cosa che sono, vogliono fare. su cosa certo, sono certo. portati, pagano per quello Vabbè, che poi del resto svolgono. uno se vuole mangiare una Solo un panino, pancetta, una fare, pancetta sì, sì. in alto livello con una salsiccia lo può Lo fare può pure, fare certamente. perché c'è la griglieria, è la cosa bella qui in mezzo ai Verde. castagni veramente belli. Complimenti, Sì, avete sì. realizzato una struttura unica, penso, in Calabria, insieme a questa di Lorica, come abbiamo detto, ma qui avete qualche gioco nuovo in più, Sì, sì, qualche sì, Lorica, come percorso, dicevamo, ha solo i percorsi. qualche percorso in più. Eccolo Sì. qua. Ed è più grande questo sicuramente, quello di Lorica, perché è grandissimo. Sì, Lorica sarebbe bello perché comunque ha gli Allora. alberi e i pini, quindi fanno Sì. 2 o 3, però hanno solo quello. Noi invece, Noi io me li stiamo- ho girati un pochino, ho voluto creare delle novità diverse per non andare dovunque e fare tutto. Stiamo realizzando tutto in presa diretta, vedi, c'è Roberto che insomma si sta muovendo, eccolo qua, adesso è l'ultimo, guardate che Che bella spettacolo, tirolese, guardate che spettacolo. Dopo che finiamo. Allora, no, va bene, va bene. Complimenti Julian. Nel frattempo Facciamo Vieni, vedere Mauro, anche Mauro, il tiro. ecco. Mauro, Mauro, vieni che vieni. facciamo il tiro con Vieni, l'arco. porta qua Mauro, guarda Mauro. Porta le cast- Vieni Robertino che ti faccio vedere una cosa buona, queste sono le cose che ci piacciono a noi in modo particolare. Queste sono Ma le i castagni castagne. devi pigliare. Perché vabbè, tu ci cavi di no, castagni. perché l'ho Guarda congelate. qua. Questa Ecco, è tutta produzione questa è nostra, che facciamo sì, produzione questa nostra. io uno me la mangio. Non Questo lo è il so. capicollo, come ti dicevo, Mamma, fatto che da noi, spettacolo. essiccato da noi perché da mio cognato, come sapevi tu e come Sì, dici tu. Ma quindi guarda che spettacolo, questo è come un mare, questo nuotano nel mezzo. prendete anche un bel bicchiere di questo- vino. No, dopo. Vabbè, adesso facciamo. Ciao. Andiamo al tiro, che dopo torniamo. Mauro, grazie per l'ospitalità. Guardate qua che spettacolo. Vieni, Thomas, andiamo a vedere Thomas, vieni che facciamo il tiro al il bersaglio. tiro al bersaglio. Sì, vai tu, vai E tu. poi vieni tu, Thomas, vieni. Thomas, Allora, vai tu, zia. Vediamo qua. Ma che a me piglia la mira con chi Allora sta? sì, c'è il tiro a bersaglio sia dei bambini, che quindi come ti avevo fatto vedere prima c'è Sì. il fucile dei bambini che giocano a questi barattolini bianchi. Ah. Invece per gli adulti è quello lì per i legnetti. È quello Mauro, con- gioca a quello degli adulti. Allora, vediamo qua se Vuoi giocare riusciamo. qua e gioca qua, come vuoi. È uguale, tanto uno all'altro, questo non No, si... questo è dei bimbi e quindi quella per gli adulti ha la potenza, il legno ha una potenza diversa, lo deve colpire, mentre Sì, questo lo è per i colpire. bambini. E adesso vediamo se Adesso ce vediamo la Mauro caviamo. che fa. Mauri, se ci porti velocemente così vediamo di tirare un paio di... Mauri, anche con una mano, ciao, va.
Guarda, schiammira, guarda che mira che c'ho, zio Fabio, guarda. Ecco. Zio Fabio. Guarda qua. Vai zio Fabio, Allora. è aperta la sicura? Secondo me ne piglio manco uno. No, perché? Ma è aperta la sicura? Vai. Bravo. Hai visto Fabio? E fai sotto, bravo. E non c'è un mirino, non c'è qua. No, non c'è il mirino qua. Bravo. Fabio. Bravo Fabio. Sta ad occhio proprio. Ok. Non c'è il mirino, quindi devo andare ancora. Grande cacciatore. È già tanto, cacciatore. Vedi Invece un quanti bei graffiatore, il giochi. cacciatore. Facciamo divertire a Benissimo. prezzi modici, No, bene, guarda, è bellissimo questo, favoloso. Più sopra ho sentito degli spari veri, però che sono Lì c'è quelli? un campo dove si allenano i carabinieri e i vigili. Ah, ma lì sparano proprio sul serio. Sì, lì sì. La sparano però, Va bene, noi salutiamo anche i vigili, i Come- carabinieri. Come no? Vi ricordo che oggi siamo qui al Parco degli Elfi, in questo spettacolo. Manca pochissimo alla chiusura della trasmissione, però era doveroso suggerire a tutti voi anche questa struttura bella che sorge qui nelle montagne di Marano Principato. A pochi passi dalla A città di pochi passi dalla Cosenza. città. Sì. Questo è il benvenuto, naturalmente ce lo formai io, guarda. Offerto dal parco. Le castagne. Queste dobbiamo vedere però, perché sennò poi te le faccio riscaldare, perché sono congelate. Io le congelo quindi le congelate e poi queste? rimangono un pochino, sì. Non so se sono. Questa non la vedo bene. Non la vedo buona. Vabbè, poi ce la No, mangiamo. non vanno bene. Ce li mangiamo dopo, lascia sì, vedere. sì. E questa naturalmente Ok. uno dice la Calabria perché noi ci conoscono panduio, peperoncino o meno, però dobbiamo anche dire, Mauro, che qui c'è il salame buono, c'è il salame nostro che è veramente un patrimonio dell'UNESCO, scherzi a parte. Il formaggio eccezionale. Allora, l'invito che faccio da più anni è quello di consumare calabresi, cioè consumiamo i prodotti. Noi abbiamo delle aziende agricole, aziende di tutti i settori, che anche su vinicolo, no? Aziende vinicole che producono del vino eccezionale, no? E noi che facciamo? Andiamo a pigliare il vino di Trentino, ma lascia perdere, dimmi. Calabria ha tutto. Invece qui sta ha vino- tutto. a Non vino ha bisogno nostro. di niente di nessuno. Abbiamo di tutto in Calabria. Abbiamo di tutto. No, ma voglio dire, Emilia, perché noi Sì, ma io diciamo, ce l'ho alcune persone. il Questo è chilometro vino, zero, vino no? fatto, che No, lo fanno qui da noi. Ma io quello che voglio dire, a prescindere dal vino o meno, voglio dire, cerchiamo di consumare Di i prodotti valorizzare i prodotti chilometro nostri. zero. Noi Certo. abbiamo, come ho detto, aziende importanti, aziende sì, serie sì, in sì, Calabria a livello di ortofrutta, a livello di salumifici, di vini, abbiamo di tutto, di tutto e di più. Sì, sì. Allora, non mi fate vedere l'acqua Ferrarelle sul tavolo No. o l'acqua Lete o meno. No, Cioè, questa è l'acqua che ma viene niente veramente per l'acqua Ferrarelle e Lete, dalla assolutamente, Sorgive, per che noi carità. facciamo 3 volte all'anno, facciamo le analisi, quindi sempre sotto controllo anche dell'ASL, perché l'ASL vuole questo. No, ma vuole- io guarda, vado in Sila, poi trovo, dice, sì, ma quello con l'acqua imbottigliata, e ci propongono l'acqua. Sì. Invece noi quest'anno alla abbiamo Ferrarelle. optato questo che tipo di diavolo. discorso, così abbiamo l'acqua nostra. No, e il tutto messaggio che resto. sto lanciando anche su queste trasmissioni è quello di consumare i prodotti chilometro Nostri, zero, locali, chilometri locali, nostri, no, sì, i sì, prodotti sì, nostri, sono perché d'accordo. sono genuini. Ripeto, ci sono aziende che lavorano con grande professionalità. Sì, perché e quindi no? vanno Sì, è premiati, vero. Emilia. No, i prodotti nostri poi li portiamo su, poi li mangiamo infatti. sopra, e invece qui mangiamo Però salamino alto. io chiedo di far venire tutti i ragazzi, Ragazzi, qua del parco, venite un così attimo. salutiamo ragazzi Salutiamo questa tutti. giornata, quindi facciamo un gli po' di auguri a vino. questi ragazzi del parco. Mauro, se non ce lo metti Allora. un pochino vola. Allora, ripeto, guarda che colore questo, però diciamo siamo qui dal parco degli Elfi, sono Vieni tutti Pietro, qua. dai, Francesco, tutti qua. Francesco qua, siamo tutti guarda qua. guarda Ok. che spettacolo. Un saluto da parte mia. Allora Emilia, se vuoi aggiungere qualcosa, prego, ti lascio il microfono per No, io dire ti quello che- ringrazio sempre per la tua squisita gentilezza nei nostri confronti, perché non è la prima volta che vieni, quindi ti ringrazio veramente, perché ci pubblicizzi in maniera Ma veramente ma voi buona, la pulita. la pubblicità pulita. ve la fate da soli, Benissimo, perché è così. uno che viene qua è la stessa cosa Sì, della perché noi la ristorazione. stessa gentilezza che usiamo nei No, tuoi no, confronti ma lo usiamo un po' per io tutti. lo sto dicendo anche per tutte le aziende. Sì. Allora, io penso che se un ristorante lavora bene, una pizzeria ci ritornano, Sì, perché la pubblicità è te il la fai da solo. sì, è il portaparole, è Bravo. la migliore soluzione, è la migliore noi pubblicità. vi suggeriamo dove Voi andare, suggerite la forma e poi noi accettiamo quello che ci dite, e quindi facciamo nostro quello che da sempre io sto facendo. Sono da 6 anni che lotto, sono da 6 anni che dico a loro che se
se si crede in quello che fai, tu ottieni sempre l'obiettivo, lo ottieni con difficoltà, ti litighi perché comunque, come abbiamo detto, purtroppo non abbiamo una regione presente, le amministrazioni comunali presenti, non dico province non perché adesso hanno la tolto... regione ancora, diciamo, c'è Sì, nuova, la ma Santelli, anche da prima, diamogli tempo, no? Sì, diamogli tempo, però non investono veramente in maniera adeguata per quanto riguarda il turismo, perché pure l'apertura dei parchi, noi abbiamo dovuto lottare, abbiamo avuto l'incontro pure con Fausto Orsomasso, che ringraziamo, però abbiamo dovuto veramente lottare per farci aprire, perché comunque devono credere in noi, ma non in me che oramai ho fatto la mia carriera. Qui dietro sono 6-7 ragazzi, allora il più piccolo ha 19 anni, il più grande ne ha 26, cioè stiamo parlando veramente di loro, che dobbiamo credere in loro. E la regione, le varie strutture, anzi non le strutture, che sbaglio, cioè proprio il mondo politico deve puntare sui giovani, perché loro sono la forza e loro sono l'energia pulita. Invece di parlare di energia pulita in campo di risparmio, loro sono l'energia pulita delle aziende. Allora facciamoli salutare, prego Francesco, microfono velocemente, se vuoi salutare qualcuno. Grazie mille a tutti e arrivederci. Vuoi salutare qualcuno, la ragazza? No. Non la saluti. Prego Thomas, se saluta Thomas. Grazie e arrivederci. Dice vi aspetto qua sto parco. Vi aspettiamo. Con i trecciolini, vi aspetta anche con i trecciolini. Grazie e vi aspettiamo. Julian, tu mangi un Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Tu a Catanzaro non ci puoi andare, che c'è il vento. Grazie, arrivederci. Vabbè, mangiate una fetta suppressata e cose. Anzi, facciamo una cosa, Robert, io sai che faccio, Mauro? Io c'è Amigno che stacca un capicollo, perché guarda, questo è una cosa pazzesca. Guardate. Allora chiudiamo con il capicollo, ma che spettacolo. Da parte mia è tutto, un abbraccio, l'appuntamento è alla prossima. E sarete sempre ben accetti a casa. Parco degli Elfi a tutti vi voi. saluta. Ciao, la linea allo studio. Ciao, grazie.